Sono 187 i nuovi dottori di ricerca proclamati a Trieste in occasione del Graduation Day, nell'evento organizzato nell'ambito di Trieste Estate in Piazza Verdi, caratterizzato dal tradizionale lancio del tocco con tanto di palco e regia. La classe 2026 è composta da 89 donne e 98 uomini, con una significativa componente internazionale, oltre il 14%, per dottorandi provenienti da 14 paesi: Austria, Brasile, Cina, Costa Rica, Croazia, Etiopia, Filippine, Francia, India, Iran, Nicaragua, Pakistan, Ruanda e Tunisia. Dal suo insediamento, quello di ieri sera, è stato il primo Graduation Day per la rettrice Donata Vianelli, che ha dispensato un consiglio ai ragazzi: devono mettere in gioco tutta la loro passione, l'impegno e anche l'ottimismo per il futuro, e soprattutto dico loro di portare tutte le conoscenze sul nostro territorio. La scienza, ha proseguito, non è un mondo chiuso, ma fa parte del nostro bene comune. Facciamo crescere il territorio, facciamo crescere la nostra città, la nostra regione e anche l'Italia, perché con la scienza si possono raggiungere grandi obiettivi. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Secondo me è bello che nel centro cittadino si svolga un'iniziativa come questa, perché è l'università che entra ancora di più nella nostra città, e penso che soprattutto in prospettiva puntare sul coinvolgimento della formazione, delle istituzioni dell'alta formazione rappresenti un vantaggio competitivo per la città e in generale per la regione. Noi oggi sicuramente la grande sfida che abbiamo di fronte rispetto anche alle nuove tecnologie che abbiamo a disposizione però è il capitale umano, su quale dobbiamo investire, e sicuramente chi sceglie il Friuli Venezia Giulia, Trieste, Udine, la Sissa per svolgere l'università abbiamo un vantaggio competitivo anche per attirare persone non soltanto che vivono nella nostra regione, ma che vengono anche da altre realtà e magari finiti gli studi decidono di rimanere qui.